Per guida i campionati siamo con Giulia Reginato. Giulia, un buon primo tempo, una tua ottima parata, l'unica diciamo di rilevanza, ma è servita molto perché poi abbiamo trovato il vantaggio. Sì, diciamo che non è stata una delle partite migliori che abbiamo giocato. In ogni modo sono contenta della mia prestazione perché comunque diciamo che per la prima volta in questo campionato penso di aver contribuito molto a questi 3 punti fondamentali per noi, visto che comunque si avvicina alla fine del campionato e insomma siamo lì lì per coronare il nostro sogno. Speriamo, incrociamo le dita. La squadra di casa non ha mai mollato, gran ritmo il primo tempo, i primi 30-35 minuti, poi un po' meno voi nel secondo tempo, ma comunque avete tenuto bene. Sì, loro sono una squadra molto tosta, non ha mollato un centimetro del campo, un secondo della partita. Noi fortunatamente abbiamo mantenuto insomma, le nostre posizioni e abbiamo cercato di dare il meglio per le condizioni in cui eravamo, nel senso stanca, perché comunque è un campionato tosto, un campionato dove sei sempre lì, al primo passo falso c'hai la seconda dietro, poi ti trovi davanti, poi di nuovo dietro, insomma abbiamo fatto del nostro meglio, loro comunque un'ottima squadra e sì, però è andata bene così. Grazie Giulia. Grazie a voi. Siamo ora con Giorgia Sisotto. Giorgia in gol domenica scorsa, in gol anche oggi forse il più importante. Sì, diciamo che oggi la forma per quanto mi riguarda non era al massimo. Non era al massimo la forma, però ok, siamo riusciti a tirare fuori questo gol importante, soprattutto abbiamo stretto i denti, ho stretto i denti io in primis per il dolorino che ho avuto e ha stretto i denti tutta la squadra oggi perché erano 3 punti importanti da portare a casa contro una squadra che ci ha messo in difficoltà più di quanto pensavamo e siamo riusciti comunque a portare a casa questi 3 punti che sono importanti, lasciando un po' da parte il gioco, però con la grinta e la voglia abbiamo portato a casa questi 3 punti, insomma. È stato un ottimo Castelvecchio dunque, anche un buon Vittorio Veneto. Sì, diciamo che il Castelvecchio ci lasciava giocare fino alla metà campo, poi davanti ci chiudevano bene tutti gli spazi. Soprattutto al primo tempo sono entrate loro con tanta grinta, tanta determinazione e noi oggi abbiamo giocato magari al calcio un po' meno, girando palla bene solo dietro, però insomma bene perché c'è stata la testa fino alla fine, perché c'è stata la voglia di portare a casa questo risultato fino alla fine. Ci sono ancora 4 giornate, di cui 2 in casa, 3 in casa e una in trasferta. Sì, diciamo che il fatto di essere in casa sicuramente ci agevola in un certo senso. Però comunque non è mai da abbassare la guardia e portare a casa 3 punti in tutte le partite, perché è quello che vogliamo, insomma, per realizzare il nostro sogno. Sei arrivata a 4-14 assieme, e ti appai assieme a Margherita Zanon. Sì, non sono mai stata una che in realtà va a contare i gol. Per me basta la squadra, basta portare a casa i 3 punti, che segno io o che segna un'altra persona. Sinceramente sì, è una soddisfazione anche personale, però l'importante è sempre la vittoria. Siamo ora con Chiara Simeoni. Chiara, si può dire la difesa che oggi ha fatto veramente bene tutte quante. Sì, diciamo che siamo riusciti a reggere una squadra che ci ha dato del filo da torcere. Diciamo che loro sono partite il primo tempo inizialmente a 1000, noi magari non ce l'aspettavamo, abbiamo subito un attimo, grande parate anche della Giulia e niente, abbiamo resistito, siamo riuscite caparbiamente a prenderci questo gol. Con un tuo tiro da fuori area. Sì, mio tiro fuori area, però sono state brave la Ciso a cogliere il ribattino perché se non c'era nessuno lì, nessuno segnava. Quindi sì, questo. E poi il secondo tempo siamo entrate noi puntando di cercare di fare un altro gol per il gol della sicurezza. Loro continuavano, cercavano questo pareggio e sì, è stata una grande prova di squadra e della difesa soprattutto, che siamo riusciti a reggere il colpo e portare a casa questa vittoria. Grandi ritmi, come hai detto, magari due o tre disimpegni sbagliati, ma comunque la prova generale della difesa è stata veramente buona. Sì, ripeto, siamo state in un momento difficile, siamo riuscite a compattarci, a essere squadra e
e non far neanche tirare in porta, diciamo, almeno cercare di non far tirare in porta i loro attaccanti, che erano abbastanza capaci. Infatti abbiamo marcato il loro capitano, che era la punta più pericolosa per noi. Ci sono ancora 4 partite adesso. Sì, la mentalità deve rimanere questa, nel senso dobbiamo continuare per la nostra strada, portare avanti ogni giorno, ogni partita una vittoria e arrivare allo scontro diretto dove si deciderà tutto.